minuto. Apriamo le linee, se volete, in onda con noi c'è Armando Siri, 0266 20 35 29 per intervenire in diretta. E intanto abbiamo una notizia abbastanza fresca, che non è una buona notizia per buona parte delle persone che ci ascoltano, ma è un'ottima notizia invece per tutti, diciamo così, i professionisti dell'accoglienza che vivono su questo business. Quindi se Armando vuoi darla tu in diretta, abbiamo un'ANSA che dà i numeri dell'accoglienza. Beh sì, i numeri che dà il Ministero, quindi non si sa poi se sono numeri che corrispondono. Intanto abbiamo 85.000 migranti accolti nei centri governativi nella rete SPRAR, con quindi le strutture temporanee, il 21% la quota di migranti accolti in Sicilia, la regione che sopporta il peso maggiore dell'ospitalità, 340 persone ospitate in altri punti, 33.000 migranti arrivati quest'anno via mare, il 15% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 7.000 sono sbarcati da sabato scorso a ieri, 200.000 la quota complessiva di migranti che potrebbero arrivare in tutto il 2015, secondo le proiezioni del Viminale, quindi cose che, capito, c'è un fenomeno e noi sappiamo già come andrà. Quindi superando così i 170.000 dell'anno scorso. 13.000 minorenni non accompagnati, 45 euro a testa al giorno lo stanziamento del Viminale, pari a 1.350 euro al mese, 630 milioni di euro spesi fino adesso spesi l'anno scorso per l'accoglienza dei migranti. Questa è la cifra, sarà superata, 40 le commissioni per l'esame delle domande dei richiedenti asilo, e questi sono un po' i dati. C'è da dire che in questo momento c'è una riunione. In questo momento c'è una riunione al Viminale, sì, con Alfano, i governatori delle regioni, Maroni peraltro non ha partecipato a questa nota, insomma, per il pubblico di Radio Padania, i sindaci, perché c'è da smaltire, da dare ospitalità. Ora il tema non è un tema di solito che affronto io, che mi occupo di altre cose, però faccio una piccola considerazione che anche che riguarda un po' questa ondata di ipocrisia riguardo al tema dell'immigrazione. Allora, siamo di fronte a persone che hanno una patria e hanno una terra, quindi non siamo di fronte a persone senza patria e senza terra, e che sono costrette a lasciare la patria e la terra perché ci sono questi luoghi da cui arrivano, in cui si fanno le guerre, guarda caso, dove le armi le danno gli occidentali. Allora la responsabilità grave della comunità internazionale che si riunisce, si scandalizza perché muoiono in mare, perché qui, perché là, perché su, perché giù, è una pura ipocrisia, un puro teatro, perché se la comunità internazionale volesse davvero che lì cessassero queste condizioni di guerra, lo potrebbe fare e ha gli strumenti per imporre che in questi paesi ci sia una pace e una prosperità come questa gente merita, perché poi smettiamola con il dire che c'è qualcuno che ha un problema personale e umano con queste persone, ma noi non possiamo essere l'accoglienza di tutto il mondo, perché questo sta diventando. Allora il punto è che l'Italia, non perché si trova geograficamente in un punto, deve essere il punto in cui tutti arrivano, anche perché io sento alcuni che dicono no, ma perché quando gli italiani migravano in America, eccetera. Ma allora, intanto gli italiani migravano in America in condizioni di legalità e poi immigravano in un paese che era in piena espansione economica. Cioè, questo è un dato mica da poco. Per quello che quando si dice gli immigrati regolari che servono, che sono funzionali alla nostra economia, eccetera, sono una grande risorsa. Quindi non c'è un problema sull'immigrazione tout court per un fatto di razza, di pelle, di nazionalità, eccetera. C'è un problema che deve essere gestito all'interno di un'economia che in questo momento sta soffrendo grandemente. E questo cosa fa? Aumenta il livello di tensione sociale che fa gioco a chi, come abbiamo detto prima, ci specula. Quindi queste cose andrebbero chiarite, soprattutto anche a certi ambienti vaticani della Chiesa che in questa struttura delle accoglienze e quant'altro sono ben coinvolti. Quindi non facciamo le prediche dal pulpito e cerchiamo di andare a vedere invece chi sono i responsabili di quello che avviene. Allora, abbiamo due telefonate subito in diretta, i temi che abbiamo toccato sono tanti, vediamo quale di questi oppure altri hanno colpito la vostra attenzione. Prendiamo la prima telefonata. Pronto? Pronto, sono io? Sì, ciao, come ti chiami? Sono Fulvio di Bergamo, la prima volta ti chiamo anche se ti sento sempre. Ciao Fulvio, grazie mille. Volevo chiedergli a Sire che anche lui lo segue abbastanza. Ma lì, sulla pensione che sta dicendo lì, per quanti anni per arrivare a 1.000 euro bisognerebbe lavorare però?
Hai detto che... Capito cosa intendo? Sì, la riforma delle pensioni, l'idea... Quella dei ragazzi, l'idea. sì. Allora, la pensione dei 1.000 euro è 40 anni, 35 anni, perché puoi andare anche a 35 anni, 800. Molto bene. Come te ne pare, Fulvio? Ma io spero una cosa, guarda, noi dobbiamo prendere esempio da quello che sta facendo Renzi. Se dovessimo un domani andare al governo, sbattere le palle di tutti e fare quello che dobbiamo fare noi e basta, andando contro tutti. Grazie mille, Fulvio. Grazie. Ciao, buona serata. Grazie mille. Ciao. Prendiamo un'altra telefonata, vedi come incuriosisce comunque l'idea di una... Sì, è importante, esatto, è importante che non ci sia il limite dell'età, quindi siccome è contributivo pure, uno quando ha pagato va. Ecco, ci sarebbe un livellamento degli stipendi con questa riforma comunque, verso il basso, leggermente? No, perché anzi il livellamento potrebbe essere invece verso l'alto, proprio per effetto del fatto che appunto parte della contribuzione che il datore di lavoro risparmia, si alzerebbero i minimi, ma si abbasserebbero un po' i massimi, credo, no? Si alzerebbero di sicuro i minimi, sui massimi lì dipenderà poi dalla contrattazione che farà ciascun datore di lavoro, però tendenzialmente questo è il vantaggio, nel senso noi puntiamo anche ad aumentare l'aspettativa di retribuzione di quelli che in questo momento sono in una situazione bassa. Linea galleggiamento fino a un certo punto. Abbiamo un'altra telefonata, la prendiamo subito, sentiamo chi abbiamo in onda. Pronto? Pronto? Sì, ciao, come ti chiami? Sono Michele da Monza. Ciao Michele. Io volevo portarti un piccolo aneddoto che mi è successo con il sindaco del mio paese. No? Vai. Un paio d'anni fa le dico al sindaco del mio paese, toglimi una curiosità, come mai in Italia non riusciamo a eliminare i delinquenti, no? In generale, in questo caso qua i delinquenti possono essere benissimo questi poveri cristi di emigrati, no? Sì. Siamo poveri cristi per non dire di peggio. Allora lui mi dice, sai, guarda la disoccupazione, il lavoro, ho cominciato a fare i soliti discorsi dei politici. E io gli faccio, ascolta, ma te lo dico io perché voi non eliminate la delinquenza in generale. E gli ho detto, adesso ti faccio l'elenco dei presunti onesti che speculano su questa gente qua. Io ho cominciato dalla magistratura, agli avvocati, magistrati, poliziotti, carabinieri, imbianchini, di tutto e di più. In questo caso qua lui mi risponde e mi dice, ma questo qua è un discorso qualunquista, no? Questo è un discorso reale, perché se questi qua veramente togliessero la delinquenza, sarebbero dei poveri disoccupati. Certo, vogliamo tirargli via il lavoro a sta gente. Questa è stata un po' la mia... Grazie Michele di averci fatto vivere in differita il tuo diverbio col tuo sindaco, grazie mille insomma di averci anche raccontato questo spaccato però almeno c'è ancora un sindaco con cui parlare, Michele, tra un po' diranno, questo, bisogna risparmiare, via i sindaci. Gian Antonio Stella. I sindaci sono veramente degli eroi, certo. I sindaci soprattutto delle piccole realtà sono davvero degli eroi, perché telefonino acceso 24 ore su 24, qualunque cosa sono loro responsabili, e a volte davvero non hanno i mezzi, gli strumenti per poter rispondere, e poi sono l'ultimo terminale della pubblica amministrazione, perché sono proprio quello che tu incontri, cioè non è che tu incontri il ministro, incontri il presidente del CIPE, incontri, capito? Cioè incontri il sindaco che è lì e dice, io parlo con te, e lui ti dice sì, però io non ho gli strumenti, quindi certo. Questo è... Ecco, come la pensi tu, quella che io considero personalmente veramente una mania, un'isteria irrazionale, io ti dico già la mia opinione con questa diagnosi, che è quella che ha preso a un certo punto l'opinione pubblica, accorpiamo i comuni, sotto gli 800, sotto gli 8.000, perché? Quanto costa il consiglio comunale di un paesino di 800 anni? Cioè lì il risparmio. Ma per carità, no, la forza invece di una comunità è proprio quello di ritrovarsi, no? È quello proprio di poter riunirsi, ritrovarsi, perché poi il comune nasce sotto forma solidale, cioè è una comunità che insieme, no, la famosa unione fa la forza, si dà manforte per gestire la propria realtà, che è diversa magari di quella che sta a 2, 5, 10 chilometri più avanti. Quindi invece è una risorsa avere una comunità che insieme si riunisce per. Il punto vero è che poi, siccome nella nostra struttura i comuni appunto dipendono poi dallo Stato centrale, sapete che poi il sindaco si trova nella doppia veste, perché è sia il rappresentante della sua comunità e quindi il rappresentante delle istanze del proprio territorio, ma rappresenta anche l'ufficiale di governo, quindi rappresenta anche dal punto di vista degli adempimenti e degli obblighi che il governo gli chiede, quindi si trova spesso in questa duplice veste, che rende un po' anche schizofrenica, se vuoi, questa carica.
ma sono assolutamente contrario. Ma qui, sai, si tende a globalizzare tutto, uniformare tutto, livellare tutto, perché tutto è uguale, la lingua è uguale, la musica è uguale, il comune è uguale, è tutto uguale, no? Perché questo fa parte del grande disegno della quella che viene chiamata globalizzazione, che poi che bisogno c'è della globalizzazione, perché quando si va in televisione, a volte quando ci sono anche i dibattiti tra gli economisti, no, ma ce lo chiede l'Europa, no, ma ormai il mondo è cambiato, ma c'è la globalizzazione, bisogna seguire i tempi. Ma chi l'ha detto? Cioè, chi ha detto che bisogna seguire qualcosa che sta facendo male ai popoli, ai cittadini, alla gente? Ma chi l'ha detto? Cioè, se io mi accorgo che un processo sociale va in una direzione che mi porta dei problemi, che mi porta della nocività, che mi porta degli scompensi, ma chi l'ha detto che io non lo posso fermare? Non è un processo irreversibile. Ecco, invece mettono nella testa delle persone, soprattutto in televisione, che non si può più tornare indietro, che non c'è scampo, che per forza la direzione è questa e che bisogna adeguarsi. Invece bisogna proprio lì ribellarsi, no? E dico, mettere in moto il famoso pensiero divergente, d'accordo? E quindi uscire da questo trip e dire no, io sono in un'altra direzione. Prendiamo l'ultimo ascoltatore di questa nostra puntata, sentiamo chi è. Pronto? È caduto. È voluto essere divergente, ti ha preso in parola. Proprio così, tac, via. Prendo la linea e poi faccio sentire tu. È bello essere divergenti, tra l'altro. Ecco, ne abbiamo un altro, sentiamo se è divergente anche lui. Pronto? Pronto? Pronto, Armando? Sì, tu come ti chiami? Io mi chiamo Landi da Montebelluna. Ciao Landi. Ciao Landi. Ciao carissimo. Ti volevo fare i stracomplimenti che ti strameriti per quello che riguarda la tua onestà morale e la tua chiarezza nell'argomentare le cose. La stessa, diciamo, onestà morale che ha Matteo Salvini. Anzi, Grazie. ti dico, ho sentito un bellissimo discorso che hai fatto, non mi ricordo più se a Milano o a Roma, contro Equitalia. Pensate anche a questo dilemma al quale sono succubi gli italiani. Certo. Grazie. Certo, Landi. assolutamente, grazie Landi, lo facciamo, abbiamo presentato appunto una mozione proprio in vista di quello che succederà tra pochissimo, perché sai, poi Equitalia è sempre in agguato. Noi abbiamo presentato una mozione proprio che riguarda l'incaglio di 1.600.000 piccoli contribuenti che sono iscritti in Equitalia come crediti inesigibili, e abbiamo detto insomma di ridargli dignità attraverso quello che noi chiamiamo il saldo stralcio, con tutto un meccanismo che insomma abbiamo ben studiato e che secondo me potrebbe ridare appunto la possibilità a molti che non ce l'hanno fatta per tante ragioni, no? Che hanno dovuto scegliere se pagare l'F24, se continuare a mangiare i propri figli, pagare l'affitto, no? Sopperire a quelle che sono le necessità quotidiane, perché poi chi fa imprese, chi fa un lavoro autonomo non ha nessun tipo di copertura, certo, di situazioni previdenziali, cioè non c'ha proprio nulla, per cui quello che è nel cassetto e che del fondo del tuo guadagno lo usi, e se hai 50 euro devi pagare e devi scegliere, alla fine è facile che tu scelga la sussistenza, no? Eppure purtroppo queste persone, moltissime, si sono trovate in grande difficoltà, hanno accumulato Facciamo un nodo al soldi. fazzoletto, magari giovedì prossimo facciamo uno speciale su Italia con Armando Siri. Volentieri. Dai, se non ci portano via prima, perché quello è il rischio, No, non ci portano via. Prende no. Minaccia di fare lo speciale, ti faranno tutti i controlli del caso. Sì, mi portano via il criceto. Occhio. Non dichiari le scatole. No, il criceto cos'è che ti mangia? Mangia frutta disidratata. Attenzione. Sì, mi piace. Il criceto me l'ero perso. Ne è ghiotto. Tu hai un criceto che mangia sì, frutta disidratata. è il mio coinquilino, lo salutiamo, magari sta ascoltando. Buona serata a tutti. Buona serata. Allons ensemble découvrir ma liberté.